L'appello ai medici di base è quello di svolgere il ruolo che ricoprono, per cui hanno prestato anche un giuramento solenne, quindi quello di prestare, di effettuare i tamponi per aiutare le persone in difficoltà, perché il sistema sanitario così com'è non riesce a reggere fino in fondo. Anche il sindaco e presidente della provincia di Vicenza, Francesco Rucco, appoggia la campagna lanciata da Rete Veneta e da tutte le testate di Media Nord-Est sull'importanza dei tamponi eseguiti dai medici di famiglia, chiamati, in un momento straordinario di guerra al Covid in cui c'è bisogno dell'apporto di tutti, a effettuare i test sui propri pazienti per sollevare il pronto soccorso e gli ospedali dalla grande ondata di contagiati. Spiace che alcuni medici di famiglia abbiano opposto resistenza, tanto che il presidente veneto Luca Zaia ha dovuto chiedere l'obbligatorietà, siglata poi con un accordo tra governo nazionale e medici di base, dietro il pagamento da parte dello Stato di 18 euro per ogni tampone se l'esame è eseguito in ambulatorio e di 12 se in altra sede. Numeri nudi e crudi a cui seguono alcune considerazioni. In un momento di crisi e di difficoltà economica, sociale e sanitaria, è opportuno che il medico di base venga pagato per eseguire il tampone o dovrebbe rientrare nelle sue mansioni già remunerate, dato uno stipendio medio annuale di tutto rispetto? Fortunatamente, tanti medici da tempo, senza attendere alcun accordo, hanno iniziato gratuitamente a effettuare i tamponi, senza aspettarsi niente in cambio, scendendo in prima linea in questa guerra contro il Covid. In effetti, oggi più che mai, fare il medico non è solo un lavoro, ma è una missione. Ed è proprio da questo punto di vista che il sindaco e presidente della provincia, Francesco Rucco, lancia il suo appello a tutti i medici di famiglia. Stiamo vivendo un momento epocale, un momento difficilissimo per le nostre città, per la nostra nazione, ma per il mondo intero. In particolare la parte occidentale sta soffrendo questa epidemia sia da un punto di vista sanitario che da un punto di vista socio-economico. Noi sindaci, a fianco dei medici, in particolare quelli ospedalieri, siamo scesi in campo, abbiamo lavorato sul fronte comune contro l'epidemia, contro il Covid-19. Adesso al nostro fianco vorremmo che ci fossero anche i medici di base a cui qualcuno, la Regione, ha chiesto in particolare uno sforzo in più, che è quello di effettuare i tamponi. Capiamo le difficoltà del momento, ma in questo momento storico è necessario unirsi, che le istituzioni lavorino insieme e che diano veramente una sconfitta sonora al Covid-19, tutti insieme.